Noi in Sicilia vogliamo sempre stupire e sorprendere i nostri clienti, i nostri ospiti. Un po' di pepe, un goccio d'olio, i nostri profumi della Sicilia. Adesso prepariamo la tartara di tonno fresco. La andiamo a tagliare piccolissima e poi vi faccio vedere come si condisce. Un tonno meraviglioso, questo è un sottovuoto di tonno che arriva già pulito a noi e tutto, e fortunatamente ci avvantaggia nelle preparazioni perché già è pronto, dobbiamo solamente tagliarlo e fare le nostre ricette come vogliamo. Scorzetta di limone, perché noi tendiamo sempre a valorizzare i nostri prodotti siciliani direttamente da Pettineo, un limone locale. Andremo a mettere della buccia di limone che dà un buon profumo e un buon odore. Noi non metteremo limone, ma metteremo solamente la scorza. Un po' di pepe, un goccio d'olio, i nostri profumi della Sicilia, la nostra menta, la andremo a spezzettare solamente con le mani e siamo pronti. Un po' di prezzemolo. Andiamo a girare tutto, lasciamo marinare qualche minutino così e siamo pronti per impiattarlo. Allora, noi in Sicilia vogliamo sempre stupire e sorprendere i nostri clienti, i nostri ospiti. Prego signora. Grazie. Abbiamo aggiunto, oltre alla tartara di tonno, del gamberetto crudo, dell'insalatina di mare, un tortino di merluzzo che prepariamo noi e un'ostrica. Adesso buon appetito, poi mi dite com'è. Cosa possiamo dire di un momento del genere, di un pranzo o una cena del genere? Questo è solamente da vivere, da provare e sulla propria pelle questa esperienza. It's dependent, I can ask.